Continua il nostro viaggio dalla Barbagia al Marghine, Sardegna centro-occidentale. Bolotana, antico nome Golotana o Golossene, il paese sorge lungo il pendio di una collina. L'ambiente naturale, la straordinaria ricchezza di questa zona, la montagna, la foresta, i boschi di Baddesaliges, Villa Piersi. La storia del territorio bolotanese è legata anche all'intraprendenza di un ingegnere inglese dell'Ottocento, Benjamin Piercy. Un centro storico che conserva ancora un impianto medievale a Bolotana e poi una forte tradizione culturale, poesia ma non solo, e antichi riti religiosi. La festa di San Bachisio, la più importante, è l'omonima chiesa in stile gotico-aragonese. La storia di Baddesaliges è davvero molto interessante. Nel 1830 lo storico Angius descrive questa montagna in maniera suggestiva come una selva continua dominata dalla quercia e dall'elce. E quello che colpisce è che in questa foresta ci sono delle specie autoctone, anche millenarie, ma anche delle specie esotiche che hanno una storia molto particolare, della quale adesso noi parliamo con il signor Beniamino Piras. Buongiorno Beniamino. Buongiorno. Allora, la storia di Baddesaliges è legata a questo signore inglese, un ingegnere inglese, Benjamin Piercy, che arriva in questa zona e che cosa fa? Dunque, prima di tutto ci arriva perché queste terre gli sono state date in cambio della costruzione delle ferrovie della Sardegna, cioè praticamente la tratta Cagliari-Porto Torres, Olbia, Cagliari-Elmas. Quindi in seguito appunto, diciamo così, come è stato pagato praticamente per aver costruito queste ferrovie, gli è stato dato in cambio questi terreni, appunto, che sono migliaia di ettari. Lui fu il primo progettista delle ferrovie della Sardegna, poi esatto. Anche costruttore, vero? Sì, anche costruttore, perché è entrato praticamente nella società italo-inglese che poi è stata quella che ha costruito le ferrovie. Lui è venuto qui in Sardegna per la prima volta nel 1865 proprio per visionare, per andare a vedere dove sarebbero dovute passare le ferrovie. E qui ha creato un vero e proprio parco sul modello inglese, quindi una grande innovazione per quel periodo in Sardegna. Sì. Praticamente ha creato questo parco all'inglese, cioè praticamente il parco all'inglese è quello che prevede una creazione di un parco che rispetti quello che è l'ordine naturale delle cose, a differenza appunto del giardino all'italiana, che è molto ben ordinato, dove si vede appunto la mano dell'uomo. Lui ha importato qui delle piante da tutto il mondo, praticamente le ha integrate perfettamente con quello che è l'ambiente, con le piante già esistenti tipo l'agrifoglio, tipo la roverella, l'acero, eccetera, e ha creato questa meraviglia di bosco che è appunto probabilmente l'unico, sicuramente l'unico in tutta la Sardegna. I terreni lui li ha ottenuti praticamente nel 1879, quando è stato perfezionato l'atto di vendita, e presumibilmente subito dopo lui ha iniziato a costruire questo bosco, a impiantare questo bosco e a costruire la villa, quella che si trova. Infatti qua c'è una villa come stile coloniale inglese che però è sempre in ristrutturazione. Sì, ma per fortuna diciamo in ristrutturazione, perché per decenni era in stato di abbandono quasi totale e di rovina, per cui diciamo rischiava di scomparire nel nulla senza, appunto, sarebbe stato un peccato perdere questa testimonianza di questa presenza così importante su questa montagna. Quindi è un bene che venga ristrutturata, è un bene che venga riportata, diciamo così, agli antichi splendori, perché non bisogna dimenticare che questa villa ha visto sicuramente anche delle personalità molto importanti. Qui noi ci piace pensare che venisse anche Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi. Figuriamoci, insomma. Sì, perché c'era un rapporto di amicizia molto stretto fra Garibaldi e Benjamin Piercy. Addirittura Benjamin Piercy ha tenuto a battesimo il figlio di Garibaldi, Ricciotti. Quindi è un'ipotesi abbastanza probabile. Sì, se pensiamo che in quel periodo Garibaldi era a Caprera, quindi venire qui bastava, diciamo, una mattina prendere il treno a Terranova, l'attuale Olbia, e io credo che nel primo pomeriggio era qui, andavano a caccia, perché anche Benjamin Piercy era molto appassionato di caccia. Tant'è vero che la villa in un primo momento è sorta come una residenza di caccia, era un punto di... poi è stata costruita come la vediamo noi adesso, praticamente lui ci abitava quasi regolarmente, diciamo regolarmente, nel senso che lui si spostava continuamente un po' in tutto il mondo, perché la sua attività di appunto costruttore di ferrovie l'ha portato a lavorare in Spagna, in Francia, in Birmania. E diciamo che a un certo punto è incappato anche nell'India.
E all'India è legata una leggenda, ci piace credere che sia vero, anche se è semplicemente una leggenda, di una donna che lui poi portò qui in Sardegna, Kilivan. Sì, sì, un po' una leggenda, però in effetti è successo questo, che è sorta questa leggenda secondo la quale Benjamin Page sarebbe andato in India e sarebbe entrato in contatto con questa figlia, questa cosiddetta Kilivan, che si chiamava Kilivan, che era la figlia di un Maharaja, qualcosa del genere, e l'abbia portato qui in Sardegna, Secondo alcuni è poi quella che ha dato il nome a Kilivani, in realtà però il nome di Kilivani sappiamo che risale... Il nome di Kilivani praticamente è già contenuto in un condaglio, nel condaglio di Santa Maria del Bonarca del 1100-1200, in quel periodo, quindi è impossibile che abbia dato il nome. Sembra che sia vero, però che abbia portato. Peccato, perché sarebbe stata davvero una leggenda affascinante. Adesso noi ci fermiamo un attimo, seguiamo questa scheda preparata dal nostro Paolo De Sogus sulla chiesa di San Bacchisio, sulla festa. Vediamo. La chiesa di San Bacchisio, così come la vediamo oggi, è stata consacrata nel 1598 dal vescovo di Alghero Bacalar, ma è stata sicuramente costruita su di un impianto preesistente pisano risalente al XIII secolo. Di questo impianto ci rimangono alcune parti che sono state riportate, soprattutto le monofore che davano la luce alle navate laterali. Lo stile è un connubio tra tradizione gotica e rinnovamento artistico in senso rinascimentale, così la definisce il professor Salinas. E qui sul lato destro della chiesa troviamo un interessante e bel portone gotico catalano. Nella facciata troviamo questo interessantissimo portale con formelle che rappresentano questi guerrieri vestiti alla sarda, come sono stati definiti, alcuni dei quali tifallici, come la terza formella in alto a destra. L'altare ligneo che è coevo alla chiesa rappresenta i 12 apostoli, ma in modo particolare rappresenta poi San Bacchisio, Sant'Apuleio e San Marcellino. Questo santuario è stato sempre meta fin dalle origini del XIII secolo, come ci attesta il Fara, il Vicco, di un pellegrinaggio da tutta la Sardegna, persone fedeli, devoti o più o meno devoti, insomma, che venivano da tutta la Sardegna, confluivano e venivano alloggiati per la novena nelle Muristenas che sono qui a fianco. Trasferiti nel centro storico di Bolottana, un bellissimo centro storico, ha anche incominciato a piovere. Noi dedichiamo questa parte della nostra puntata alla musica, li sentite già in sottofondo, sono il coro di Su Concordu Bolotanesu. Tra pochissimo ci trasferiremo nella chiesa di San Pietro, dove invece si esibirà il coro polifonico del Marghine, ma adesso ascoltatevi questa esibizione. Scappo in su vadru, fidele sammere fino al ladro. In Sardegna besidura sanoa, traidora
continuo insidiado nos sentimos. Da exhumare venimos, de ser liberados, e in sumerum llamados a sa gloria. Dal canto alla poesia, ci siamo trasferiti in un locale di Bolotana. Bolotana ha dato i natali ad un grande poeta, un poeta improvvisatore. Noi siamo qui con i figli Giovanni e Bacchisio, che sono i figli di Costantino Longu. Intanto, buongiorno. Allora, io inizierei chiedendovi un ricordo che vostro padre vi ha lasciato. Allora, io ricordo, babbo, alla processione che era stata fatta nel 76 per San Bacchisio e Sant'Isidoro. Io l'avevo portato con me in macchina e siccome la sera prima aveva ricevuto un premio per la poesia sarda con Tammetas Maria, io così gli ho detto: "Poto bragare de dennere un babbo poeta", e lui con la sua solita umiltà dice: "Per uno poetello che a mie, mezzo sono ragionieri che a tie". Questo è proprio Bello, che dava proprio il senso del come lui era sempre, era, secondo me, sarà perché sono suo figlio, per me era grande uomo proprio per questo, per la sua umiltà, per l'esempio che ci ha sempre dato. Bacchisio. Allora, io volevo iniziare il discorso partendo da due versi di un ottavo che Peppe Suggiu, che era tra l'altro collega, nonché grande amico di nostro padre, aveva cantato proprio qui a Bolotana nel 1979, a maggio, in occasione sempre della sagra di San Bacchisio e Sant'Isidoro, a 6 mesi circa dalla morte di nostro padre, avvenuta nel mese di dicembre del 1978. Allora, questi due versi dicono: "A noi s'ha mancato un collega, a Bolotana manca su poeta". Cioè sintetizzano in poche parole quella che era l'inserimento di nostro padre sia nel campo eletto degli improvvisatori di palco, dove fra l'altro ha disputato diverse gare pur non facendo mai carriera, diciamo, come improvvisatore.